orizzonti mentale e fisico, perché durante la crescita si assimilano le culture, i valori della vita, gli studi che si fanno, si iniziano a conoscere insomma, i primi amori, le prime delusioni. Tutti questi fenomeni ci portano a una risultante che si spera sempre, io parlo in generale, da un punto di vista oggettivo, si spera sempre che siano positivi, però purtroppo vediamo che non sono sempre positivi, perché molte persone, molti esseri umani non sono equilibrati. Se pensi alle guerre, per esempio, io ho sempre, tra virgolette, sofferto per il mio nonno paterno che era morto durante i bombardamenti nel febbraio del 43 qui a Cagliari. E i miei genitori mi parlavano spesso di questa cosa, per cui io da allora pensavo e mi perdevo. Probabilmente molte di queste opere rappresentano proprio questa perdita nell'orizzonte, nella solitudine, nelle riflessioni, in tutto ciò che può essere contenuto dentro la nostra mente. Però per fortuna questi orizzonti portano anche a delle persone che sono positive, che crescono positive. Non tutti sono negativi, per fortuna, però purtroppo ci sono anche quelli. Quindi non so cosa dire di altro. Ti chiedo io una cosa, Dimmi. Volevo chiederti, c'è stato un percorso poi nella tua carriera dopo questa prima fase giovanile, no? Come si è evoluto? Qual è stato il tuo percorso artistico che, nonostante sia giovanissimo, ha un percorso artistico lunghissimo? Sì, ok. Allora, premetto che è una cosa che ho avuto sin da piccolo, una cosa innata, quindi è una passione, è una specie di forza interiore che mi ha sempre portato a esprimermi più così che con le parole. In terza media l'insegnante di educazione artistica mi faceva fare una mostra personale a scuola e avevo fatto i primi acquarelli e i primi 2 quadri a olio. Poi da lì sono passato a questo surrealismo metafisico e successivamente in pratica ho fatto un salto dallo staticismo del surrealismo metafisico al dinamismo estremo del futurismo. Cioè mi piaceva più rappresentare le figure, le forme, i paesaggi frantumati dallo spazio, dal tempo, dall'energia e dalla luce, che sono elementi, diciamo, astratti, che non è molto facile rappresentarli in un dipinto. Magari mentalmente sì, però in un dipinto non è facile. Quindi mi è piaciuto passare al futurismo, come magari qualcuno ha visto delle opere, e rappresentare con dinamismo le figure e la vita. Visto che ci siamo, ad un maestro del futurismo chiediamo quali sono i progetti per il futuro prossimo. Non lo so, non so che progetti ci sono. Ogni tanto ho l'ispirazione per fare un'opera, adesso ne sto realizzando una del 2022, però non ho progetti, si improvvisa sempre. Progetti. No. Aspetta qui un secondo. Certo.